Una giornata importante a fine anno scolastico, oggi qui al Liceo Classico Empedocle. Si ricordano un po' anche i momenti più importanti dell'attività della Fondazione, ma non solo. Ormai da 8 anni celebriamo questo momento insieme alla Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica, consegnando ai ragazzi che si diplomano il diploma nel corso di una cerimonia particolarmente suggestiva che li vede protagonisti e che simbolicamente segna la loro uscita dal liceo che li ha accompagnati per 5 anni e l'ingresso nella sezione Juvenes della Fondazione. I ragazzi e le loro famiglie diventano protagonisti di un momento gioioso, festoso, che noi vogliamo appunto vivere insieme a loro dopo aver condiviso tutte le ansie, ma anche i momenti di crescita più importanti di questi studenti. Nel corso della cerimonia verranno anche conferite 2 borse di studio, il premio Finazia Gro e il premio Enza Adamo, e sarà ricordata la figura del provveditore Lombardo, che è stato per tanti anni vicepresidente della Fondazione Empedocle, il dottore Lombardo di recente scomparso, al quale va la nostra riconoscenza, il nostro tributo di stima e di affetto, perché in questi anni con la sua cultura e la sua competenza ha contribuito a portare avanti i valori della Fondazione. Premio Finazia Gro va all'alunno più meritevole del liceo, tra quelli che hanno raggiunto quest'anno i voti più alti all'esame di Stato, ed è stato istituito dal professore Finazia Gro, già rettore dell'Università di Tor Vergata, per ricordare il papà Giovanni Finazia Gro, cittadino illustre di Agrigento, che ne è stato anche sindaco. L'alunno è Chiapparo Giuseppe, mentre l'alunna che è destinataria del premio Enza Adamo, riservato a quanti tra i meritevoli, insomma, scelgano lettere classiche, è Maria Laura Tulumello. È il momento proprio di svolta, perché si finisce la scuola con gli orari, la mattina si alza alle 8 e comincia una vita nuova, che è molto impegnativa, perché molti di loro devono fare una scelta fondamentale. Io sono particolarmente lieto di partecipare, siccome la mia vita è sempre stata con gli studenti. Vedere questi che entrano nel mondo universitario, che è stata la mia vita, per me è una grande emozione, una grande gioia. Poi parliamo del premio anche Finazia Gro. Il premio è dovuto al fatto che la famiglia mia ha frequentato questo liceo sin dall'inizio. Il primo probabilmente è stato Lorenzo Finazzi, che era capo di gabinetto di Niccolò Gallo. Essendo nato nel 1848, il liceo del 1861 è stato uno dei primi, ma tutta la famiglia, e io sono l'ultimo indegno rappresentante di questa tradizione. Beh, l'ho fatto anche per ricordare mio padre, che è stato sindaco di Agrigento e che era legatissimo a questa città, pur avendo vissuto sempre fuori per motivi di lavoro. È una giornata che porta sentimenti diversi. Il sentimento del dispiacere e del dolore per un grande amico che non c'è più, ma nello stesso tempo un grande sentimento di gioia per questi ragazzi che hanno concluso la loro esperienza scolastica. A loro noi auguriamo un avvenire splendido, pieno di speranze, pieno di ricchezze spirituali e morali, e credo che questo nostro augurio possa essere un messaggio che arrivi nel cuore di tutti gli altri giovani del nostro liceo.